biker! Oggi a Tecnica Pit Bike si respira odore di casa. Sono al B-Karting a San Giorgio in Bosco in provincia di Padova. Dai, vieni che facciamo qualche curva. Il canale Tecnica Pit Bike nasce indirettamente da questo circuito e in due momenti ben distinti. Il primo, aprile 2017, dove sento per la prima volta il termine pit bike. Naturalmente la voglia di provarla era grande e il resto è storia. Il secondo momento invece è una data precisa, 12 luglio 2019. In una afosa giornata estiva e durante un allenamento mirato che si è rivelato essere controproducente, cado all'ultima curva. L'impatto è inspiegabilmente tremendo. Esito finale, frattura scomposta del primo metacarpo della mano dominante, un paio di costole incrinate e contusioni lungo tutto il corpo. Stagione finita. La voglia di capire il motivo della caduta mi ha portato ad un intenso studio di meccanica che alla fine si è tradotto nel video in cui spiego il tiro a catena e spero in molte altre ancora. In questo video analizzo il comportamento della moto e dei pneumatici in due diverse giornate. La prima, 16 giugno, giornata perfetta per girare, con 32 gradi di temperatura sull'asfalto. La seconda, 10 luglio, l'inferno si è trasferito qua, con 57 gradi sull'asfalto e sfinimento solo a mettersela tutta. In entrambe le giornate parto con una pressione iniziale di pneumatici di 1,55 bar. In questa pista, se vuoi fare il tempo, devi trovare i rapporti giusti per non cambiare mai marcia. Qui infatti la mia esperienza mi porta a montare il 1643, rapporto perfetto per fare tutto in terza marcia, concentrandosi solo sulla guida ma avendo comunque una buona accelerazione su ogni uscita di curva. Il circuito è molto tecnico, con un asfalto che consente di avere un ottimo grip. Lunghezza totale in traiettoria di 380 metri per una velocità media di 50 km/h. È composto da 9 curve, 4 destre e 5 sinistre. Dopo il breve rettilineo la prima curva è di difficile interpretazione perché si vede solo il primo cordolo e si tende ad andare lungo verso la 2, allungando la traiettoria. Bisogna quindi raccordare il primo cordolo con il secondo, percorrendo così meno strada, rendendo la 2 una non curva e arrivando alla 3 con molta più velocità. La 3 è una parabolica classica, a mio avviso la migliore per i sorpassi. Si stacca abbastanza violentemente, passando dai 65 a 30 km/h in pochissimo spazio. Bisogna spostarsi tutto sulla destra e raccordare la seconda metà del cordolo perché la curva successiva è destrorsa. Si arriva così alla 4, dove è presente un piccolo avvallamento sull'asfalto. Ricorda che se non vuoi cadere dovrai mettere lì le ruote, sguardo fisso verso la 5 e aprire il gas dolcemente già all'interno della curva. La 5 e la 6 sono da fare insieme e prevedono il cambio di direzione. In queste curve bisogna piegare molto, usare bene le gambe, raccordare i cordoli e avere molta confidenza con l'avantreno. Mentre si arriva alle curve successive si mantiene il corpo sempre verso sinistra. La 7, 8 e 9 sono le curve dove si fa il tempo. Tutti e tre i cordoli vanno raccordati ma piegando la moto nel pochissimo spazio presente. Nei tratti intermedi tra le tre curve è fondamentale aprire il gas per alleggerire l'avantreno e facilitare il cambio di direzione. Nella prima giornata, alla fine del primo turno, controllo le temperature e le pressioni dei pneumatici. Le temperature passano dai 23 gradi della gomma fredda a quelle indicate in figura. Le pressioni invece passano da 1,55 a 1,80 il posteriore e 1,70 l'anteriore. Riporto tutto a 1,6. Stesse operazioni anche per la seconda giornata, dove solo le temperature cambiano ma in maniera considerevole. E allora via, ancora dentro, sessioni che possono arrivare anche a 30 giri.
fine dei turni successivi, nella prima giornata la temperatura è aumentata a 45 gradi, mentre nella seconda è rimasta invariata. Ricontrollo le temperature dei pneumatici e porto la loro pressione a 1,55 bar. Alla fine della prima giornata demolisco il mio record personale, passando da 27,70 a 27,09 e tenendo tranquillamente il passo del 27, cosa che non mi è mai successa prima. Nella seconda giornata riesco invece ad arrivare a 27,37, ma con uno sforzo notevole. E ora tutti in pista. Durante l'ultima sessione il motore comincia a dare segni evidenti di affaticamento, con strani rumori. Mi fermo e noto che il livello di olio è ben sotto il minimo. In 4 turni sono spariti 20 centilitri di olio. C'è qualche problema. Torno a casa e apro la testa, notando che nella camera di scoppio sono presenti residui di olio bruciato. Le fasce del pistone non erano più in grado di trattenere l'olio all'interno del blocco motore, facendolo così penetrare all'interno della camera di scoppio. Problema abbastanza risaputo di questi motori cinesi. Oltre al cambio del cilindro e del pistone, prendo l'occasione per aprire tutto il blocco e sostituire i componenti usurati.